Proseguono le indagini sull'omicidio di Emanuele Ferraro, il muratore di 41 anni ucciso 2 giorni fa in via Diaz a Favara. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e del fatto, e alcune persone sono state sottoposte allo stab, l'esame che rivela la polvere da sparo sulle mani di chi avesse sparato da poco. E proprio le immagini, al vaglio degli investigatori, rivelerebbero la presenza di 2 figure, di 2 persone all'interno della misteriosa Y10, che sarebbe stata vista sfrecciare in tutta velocità sul luogo del delitto. Il killer che ha ucciso Ferraro avrebbe agito da solo, col volto coperto, sparando una serie di colpi 4-5 a distanza ravvicinata. L'assassino, atteso che Emanuele Ferraro alle 9:30 di giovedì raggiungesse e si infilasse all'interno dell'abitacolo del suo Fiat Fiorino ed è entrato in azione. La vittima si era recata per dei lavori di ristrutturazione in un edificio, a quanto sembra di proprietà di un familiare. Nessuna possibilità di scampo, nessun tentativo di fuga da parte del 41enne favarese, che è stato trovato quasi sul sedile passeggero. Il criminale ha freddato Ferraro, sposato e padre di figli, da distanza ravvicinata. È stata una vera e propria esecuzione. I colpi sarebbero stati esplosi e hanno raggiunto la vittima alla testa, al torace e una gamba da circa 3 metri. Intanto la squadra mobile di Agrigento, agli ordini del comandante Giovanni Minardi, scava sulla vita dell'uomo, sposato e padre di 3 figli, che ufficialmente faceva il muratore per conto di una ditta intestata alla sorella, che ultimamente aveva vinto un appalto per le tumulazioni nel cimitero di Favara. Emanuele Ferraro è cugino di Diego Ferraro, il 18enne scomparso da Favara nel 97. Si allontanò con un amico in sella a uno scooter e non diede più notizie di sé. Ancora oggi la scomparsa di Ferraro è avvolta nel più fitto mistero, ma presumibilmente si pensa ad un caso di lupara bianca. Quello su cui gli investigatori puntano come movente dell'omicidio è però la droga, la scia di sangue ed omicidi che collega Favara al Belgio. Qualcosa non ha più funzionato, potrebbe anche entrarci il furto ad un portavalori. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i vari omicidi tra Favara e Liegi. Molto importanti sono le dichiarazioni fatte dal pentito Giuseppe 40, arrestato nelle settimane scorse a seguito del blitz antimafia denominato Montagna. Il favarese ha parlato subito di armi e traffico di stupefacenti dal Belgio a Favara, ma c'è una dichiarazione che ha destato preoccupazione, ed è questa: ci sono persone che si stanno muovendo per andare in Belgio a comprare le armi per fare un po' di guerra. In Belgio si trovano picchi già, costano picca.